Buonasera, benvenuti. Avete avuto molto coraggio per affrontare il campo nel fare da spettatori e noi molto coraggio nel fare un concerto facendo tanto. Vi devo assicurare che poco fa abbiamo provato un po' e riscaldato la voce in teatro e mentre provavo un canto molto bello che ci è riuscito molto bene e speriamo che ci riesca bene anche adesso. Alla fine ho chiesto ai coristi: ma mentre cantavate questo canto avete sentito canto? Mi hanno detto no. Finito il canto benvenuti. Questo concerto è un concerto anti-Covid ed è un concerto che abbiamo voluto fare per resistere e per ricominciare. Il coro Imago Voces ha un organico di circa 50 coristi. Come vedete, ognuno di loro fa per 2 o forse anche per 3, perché questi sono i coristi che hanno avuto la buona volontà, il coraggio e anche l'amore per la musica che li ha spinti a provare nell'ultimo mese e mezzo. Abbiamo provato solo adesso, quindi sia l'organico come anche, non lo so, la qualità del suono, evidentemente una qualità del suono che dipende anche dal numero dei coristi, ma loro ce le metteranno tutte. L'ultima cosa che dico prima di cominciare, avete il programma, quindi le mie parole saranno pochissime nel presentare qualche brano, è che il primo brano, che direi che è un fuori programma, noi ogni anno nel concerto di estate, nel concerto del canto, lo dedichiamo a un nostro carissimo corista che è stato presidente del coro e che ci ha lasciati parecchi anni fa. Abbiamo qui Dina Donini che è la moglie di Bruno e noi dedichiamo ogni anno a lui questo concerto. E il primo brano che facciamo è un brano tradizionale del nostro repertorio che è Navita la Marina, a tempo, lo marinaro de porta cantando perché? Perché lui era un marinaio, oltre che essere un professionista nel suo ramo. E proprio mentre andava da Catania a Siracusa con la sua barca, dove Lina lo avrebbe raggiunto, e non ce l'ha fatta più, era giovane. E quindi lo dedichiamo con tanto affetto a lui. Quest'anno lo dedichiamo anche a un'altra corista, scusate che dico queste cose, ma l'affetto è l'affetto, che ci ha lasciati qualche giorno addietro, che è Anna Maria Canesi. Non so se chi di voi è affezionato ancora e la ricorda, era un soprano in prima fila, è morta a 96 anni e fino a 92 anni ha cantato nel coro, 92 anni. E nella casa di cura che c'è qui vicino, dove io sono andato a trovarla qualche giorno fa, tutte le infermiere sapevano Navita la Marina a tempo. Per chi cantava la mattina a sera, tanto che hanno dovuto sedarla perché non ne potevano più. E noi, sia a lei che a Bruno, dedichiamo questo concerto e lo dedichiamo a tutti voi che avete avuto la gioia e il coraggio di venire, e anche a parecchi coristi che sono in sala e che saluto affettuosissimamente, che non hanno avuto il tempo e la possibilità di venire. Cantate col cuore perché siete sempre nel nostro cuore. Grazie e buon ascolto.
tematico e nemmeno un concerto che ha solo uno degli stili musicali. Vedrete, già qualcuno l'ha intuito da un programma, ma lo vedrete strada facendo. I prossimi 2 brani sono 2 piccoli, brevi ma belli notturni di Mozart. Il primo, luci care, luci belle, cari lumi, amate stelle, date calma a questo cuore, date calma a questo cuore. Il secondo ve lo presento appena finisce il primo. Luci care, luci belle. Pronunziamo bene le parole in modo che il pubblico possa apprezzare anche il testo. Questo testo per esempio è di Metastagio, mi pare, no? Un poeta italiano del Seicento. 2 pupille amabili mi hanno piegato il cuore. Yeah.
orgogliosamente come sanno fare, vanno ad accomodarsi. Dice perché? Perché abbiamo il piacere, la gioia questa sera non di avere un'orchestra visivamente, ma di avere un'orchestra acusticamente. Perché un mio carissimo amico e bravissimo musicista, che invito ad accomodarsi, ecco, lo prego di accogliere un applauso. Maestro di fisarmonica, uno strumento che io adoro personalmente, però lui non solo è un fisarmonicista bravissimo con la fisarmonica classica, ma è un fisarmonicista straordinario con una fisarmonica digitale. Dice chi è? Non ve lo dico, la sentirete adesso. È uno strumento che è una fisarmonica, non è una tastiera MIDI, è una fisarmonica, si suona come una fisarmonica e ha dei suoni straordinari. Il maestro Anselmo, di cui io mi onoro di essere amico, ci intrattiene con un brano famosissimo per fisarmonica da virtuosi, la Gialla di Monti. Prego, maestro, grazie, a te la parola.
Vi ho detto che stasera non abbiamo un'orchestra, anche perché in tempo di Covid era difficile averla, e poi vi dicevo è un concerto un po', come dire, incastonato in una cornice piccola, ma l'orchestra l'avete sentita. Abbiamo fatto i primi 3 canti a cappella, senza accompagnamento, invece i brani che facciamo adesso sono accompagnati dal maestro Anselmo Petrosino. E cominciamo subito, prego i coristi di prendere posto, e mentre prendono posto vi presento il primo brano, che è anche esso appartenente alla musica classica, diciamo così, Handel, dall'opera Rinaldo, Lascia che io pianga. Penso che conoscete la storia di questa donna, Armida, la quale viene fatta prigioniera dal sultano in quest'opera Rinaldo, che è un po' inquadrata nelle crociate, e la fidanzata lei di Rinaldo, e il sultano la vuole per sé, e quando lei è in carcere, appesa con i polsi e le catene alla parete, il sultano va per possederla e lei canta Lascia che io pianga mia dura sorte e che sospiri la libertà. È un brano del nostro repertorio, perché noi abbiamo fatto ricorso per questo concerto a brani già saputi, qualcuno nuovo ci sarà però, e lo vogliamo, come ogni volta che lo eseguiamo, dedicare a tutte le donne, perché abbiano l'amore e il rispetto di noi uomini, piuttosto che altro di cui purtroppo sentiamo quasi quotidianamente parlare. Le soliste sono Marina Consoli e Rosanna Maiorino, che canteranno insieme al coro.
classica, o meglio operistica, lo pigliamo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni. Ci ricorda il trentennale del coro 17, quando abbiamo fatto praticamente, lo ricordate tutti quelli che c'eravate, pubblico cantanti, la Cavalleria Rusticana quasi tutta. Bene, stasera ne faremo solo un trottino e faremo l'intermezzo. La prima parte dell'intermezzo, che è una parte strumentale, la farà il maestro Anselmo alla fisarmonica digitale, e poi la parte organistica, corale. A quel punto entrerà il coro. Possiamo cominciare senz'altro.
Bene, mentre invito i coristi a darsi a sedere, invito le due soliste che avete già ascoltato, e Rosanna sarà già un po' stanca per il brano precedente, adesso per fare un brano molto impegnativo e molto bello, che è il duetto dei fiori della Lacmé di Delibes. È un'opera di un autore francese molto bella, in cui c'è un duetto fra, all'inizio del brano, all'inizio dell'opera, che si svolge in India, dove c'è caldo come qui, e allora dalla casa della padrona è serva, ma una serva molto amica della padrona, vanno al fiume, e andando al fiume il canto è in lingua francese, quindi comprensibile fino a un certo punto, vi dico il significato, e si scambiano le osservazioni sulla natura, su quello che avviene e anche sul loro affettuoso rapporto di padrone e di serva che serva non è. Il brano viene accompagnato anche questo, e non può essere diversamente, dal nostro carissimo maestro Anselmo.
questo brano, scusate una piccola interruzione, solo tecnicamente, con questo brano abbiamo concluso la musica classica e ora facciamo un po' di musica leggera. Il primo brano che vi proponiamo è un brano spagnolo molto bello, La barca de oro. La solista sarà Rosanna. Te la senti ancora di cantare? Prego. Insieme a... Prego, come la musica pedale? Rosanna, prego. Insieme a Mimmo Marcelli. Ora te lo porto io, il microfono, non preoccupare. Insieme a Mimmo Marcelli. Le parole in spagnolo si capiscono benissimo, ma il senso del brano è la partenza di un uomo che piglia una barca, è una barca d'oro, ma è una barca che lo porta lontano dalla sua donna. E molto belle le parole perché dicono i tuoi occhi non vedranno più il mio viso, né le mie orecchie ascolteranno più il mio canto. E poi con un topos, cioè con un luogo comune dei poeti di amore, vorrei aumentare con le mie lacrime tutte le acque del mare. A te. Al puerto
sembra, non c'ho il programma davanti, ma mi sembra che adesso venga una bellissima canzone siciliana, così ne abbiamo tutto, che Amurica di notte vai cantando. È una canzone molto antica, mi pare, anonima, no? Maestro D'Amico? Anonima, che è molto intensa, è una donna la quale ha un canto un uomo che non è degno di lei, e mentre lei è... Ah, ecco, la maestra D'Amico mi dice che è particolare perché lei l'ha cantata. È una giovane donna sposata a un vecchio, che non è manco tanto, diciamo, cortese nei suoi riguardi. E allora mentre lei è a letto di notte e lui russa, sotto passa qualche altro e dice: Amurica di notte vai cantando, io ero al mezzo sonno e ti sentia. E poi sentite le altre storie. La solista non l'avete ancora ascoltata è Lucia. Vieni qui Lucia, grazie, accompagnatemi, grazie. C'è un gradino, vieni vicino a me, grazie, vieni amore. Ecco così, questo è il microfono. Un applauso a Lucia. Non c'è bisogno.